Hitchcock non sarebbe stato in grado di scrivere un finale del genere. Purtroppo ad andare in finale è il Pataro Calvisano per un drop all'ultimo secondo di Juan Novijo e condanna Rovigo a guardarsi il 19 maggio la finale a scudetto tra Calvisano stessa e Petrarca Padova. Questo è l'epilogo della stagione sportiva 2017-2018 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Non è una novità, lo sapevate già, ma insomma quest'ultima puntata volevamo un po' dedicarla a quanto è successo domenica scorsa al Pata Stadium di Calvisano, capire come è successo, cos'è successo quest'anno e cosa accadrà nella prossima stagione che non è alle porte ma sicuramente è già in via di programmazione. Lo facciamo col presidente della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Nicolazzi. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao Andrea. E dal Gazzettino è tornato a trovarci Ivan Malfatto. Ciao Ivan. Ciao e buonasera a tutti. Allora Nicola, insomma non possiamo non fare un passo indietro e andare a domenica intorno alle, che ore erano? 6:30, 6:40 circa? Sì, mi sa che l'orario fosse quello, ma non lo so perché ero sotto shock. Ho fatto fatica a alzarmi dal mio seggiolino in tribuna, ammetto, è stata veramente un'esperienza devastante psicologicamente, però poi quello che mi ha aiutato, ecco, è riconoscere il fatto che i ragazzi in campo hanno dato tutto quello che avevano, tutto quello che potevano mettere a disposizione della squadra. Quindi, dai, pensiamo al prossimo anno. Pensiamo al prossimo anno. Ivan, io non ci riesco a pensare al prossimo. Quindi restiamo con te sulla partita di domenica. Anche se a differenza di Nicola purtroppo ho le spalle grosse in questo, perché c'ero anche nel 2012 quando con Pollarù siamo stati eliminati nella stessa maniera. C'ero nel 2014, c'è la maledizione di Calvisano. Ho detto, uscendo verso le 10, perché io poi sono tornato a casa tardi perché ora che abbiamo finito di scrivere, sono andato nella clubhouse e c'era, guarda caso, il presidente Gavazzi, no? Tuo grande amico. Mio grande amico, che appunto lui non c'entra niente con Calvisano, però era lì che festeggiava, no? Con Mor, festeggiava, beveva una birra, ecco. E gli ho detto che mi sembra che Calvisano sia quello che i vecchi rugbisti raccontavano di L'Aquila, no? Che c'erano rugbisti che stavano per un'intera carriera, andavano a giocare all'Aquila e non ci vincevano mai, o ci vincevano una volta. Mi ricordo Tito Lupini mi aveva detto che ha vinto una volta all'Aquila in tutti gli anni che è stato qua. E Calvisano, per meriti sicuramente della società e della squadra di Calvisano, per demeriti nostri, qualche volta anche per questioni arbitrali, in questa fase del campionato italiano dell'era Celtic, no, dal 2012, da quando Calvisano è tornato, in qualche maniera 4 finali, 3 vinte Calvisano e una sola Rovigo, 2 semifinali, 2 vinte da Calvisano in questa maniera uguale, proprio più che Hitchcock sembrava così uno che la stessa trama che non ci avrei mai creduto, perché io ero fra quelli che pensavo che se il Calvisano fosse riuscito a fare una partita anche solo una mezz'ora da Calvisano, cioè aprendo molto i palloni, riuscendo a trovare ritmo, avrebbe creato il gap e Rovigo avrebbe ceduto molto prima. Quindi in cuor mio ero quasi preparato a un epilogo di questo genere, no? Invece sono stato positivamente sorpreso anch'io dal Rovigo, negativamente dal Calvisano, perché in effetti ce l'ha avuta quella mezz'ora in cui poteva uccidere la partita a cavallo fra i 2 tempi, dove ci ha fatto fare 6 falli consecutivi, mentre prima ne avevamo fatto 1 in tutta il primo tempo. Però un po' per l'orrori loro, il loro estremo si è mangiato 2 mete fatte, no? 2 contro 1 a 2 metri dalla linea, invece di passare si è fatto placcare. Un po' per la grande difesa nostra, mi ricordo un placcaggio di Edo Lubbia all'uomo lanciato in meta a pochi metri, che insomma è una cosa che vale come una parata su un rigore, no? Nel calcio. È un po' poi tutta una serie di cose. Siamo riusciti a restare a galla. Abbiamo fatto anche noi più il Calvisano di loro, perché quella terza meta con 60 metri, con 3 palle portate, no? Van Niekerk, Majstorovic e Cioffi, e poi il cambio di fronte è stata, secondo me, almeno a mia memoria, è stata la meta più bella di quest'anno. E quindi non dico che mi ero illuso, però
c'eravamo arrivati, poi quel calcio lì sembrava la riedizione di Botta 1988 a Padova, il calcio quello di Mantelli, e invece poi è andata in questo modo. È arrivato Novisio, la riedizione di Grangetto, sì, del 2000. No, più che altro questa non è una critica a Mantelli, perché anzi credo di essere stato uno dei pochi che, non dico lo ha sostenuto, ma perlomeno ritiene di dovergli dare il tempo per vedere se riesce ad esprimersi a livelli, no, di un'apertura di un certo livello. In questa finale si è vista la differenza tra un'apertura scafata come Novillo, magari anche incerottato, che non aveva fatto una buona partita qui a Rovigo, ma che nella partita in cui è servito ha fatto 100% al piede e ha messo dentro il calcio, e anche una meta tra l'altro, il calcio decisivo, e Mantelli che per tutto l'anno, se non ricordo male, non ha mai sbagliato più di una o due trasformazioni o calci, e nella partita decisiva sbaglia 3 calci e poi fa quello che sembrava impossibile. Quindi secondo me lì si è visto la differenza tra un giocatore, anzi un mediano di apertura, che è molto di più di un giocatore, diciamo, un regista di una squadra che è al top, perlomeno per il livello dell'eccellenza, e uno che io spero con queste esperienze ci possa arrivare, ma nella partita calda in qualche modo ha contribuito alla sconfitta, ripeto, senza fare nessun tipo di critica e di accusa. No, assolutamente. C'è da dire che una partita del genere può lasciare il segno, nel senso, a livello morale può essere una grande iniezione di voglia di rifarsi il prima possibile, come una botta dalla quale si fa fatica a rialzarsi. Questo poi lo capiremo ovviamente nel futuro. Resta il fatto, come dicevi tu Nicola, che la prestazione è stata ottima, a detta di tutti direi, ma anche i giornali stessi l'hanno certificata come la migliore prestazione dell'anno, forse anche perché le aspettative erano un po' quelle che diceva Ivan, nel senso non ti aspettavi un Rovigo del genere propositivo che è riuscito a far male al Calvisano. Quindi per te che tipo di reazione ci potrà essere? Sai, il prossimo anno si partirà con gli stessi allenatori e quindi a mio giudizio avremo più la possibilità di farli lavorare insieme, ognuno col proprio contributo, con la propria specifica professionalità, e io mi auguro che il prossimo anno le partite siano molto più simili a questa rispetto a quelle che abbiamo visto invece durante questo anno sportivo. Certo avranno da rimettere in mano una squadra in parte nuova, però nessuno mette in dubbio che questi due allenatori siano, per le proprie competenze, tra i migliori in Italia. Quindi non ho dubbi che il prossimo anno sarà un anno interessante, sarà un anno stimolante, e questo messaggio voglio lanciarlo ai tifosi e voglio lanciarlo alla squadra. Noi il prossimo anno dobbiamo fare meglio di quello che è stato fatto questo, e penso sarà più facile raggiungere questo obiettivo avendo Umberto a pieno regime, quasi a pieno regime, fin dall'inizio del campionato e non da metà campionato. Quindi penso sia più facile per lui portare avanti un progetto, affiancandosi ovviamente a Joe, e la squadra avere tutti gli elementi per essere competitiva, certo. Competitivi il più possibile. Ecco, Ivan, insomma, da memoria storica quale sei, e da grande appassionato e conoscitore della realtà sportiva ma anche culturale di Rovigo, noi storicamente abbiamo sempre avuto un problema nella gestione degli ultimi minuti, nel senso che nelle partite punto a punto, quelle decisive, non siamo quasi mai riusciti a spuntarla. Hai fatto una riflessione su questo, oppure dici è figlia della casualità, della maggiore esperienza, magari tu parlavi di Novisio, ma ho visto in un'intervista, forse Chiesa diceva che loro quella giocata, quel drop l'hanno provata praticamente tutta la settimana. Se noi guardiamo l'azione del Calvisano, lavora per fare quello. Sì, non è un colpo di genio di Novillo. Io per Novillo intendo che mette i punti nella partita calda, ma in realtà quella è un'azione preparata. Si vede, insomma, gliel'hanno servito su un piatto d'argento il drop. Questa incapacità nostra di gestire gli ultimi minuti è un qualcosa che magari adesso è figlia della sconfitta, o secondo te è un po' dentro il nostro DNA? No, è dentro, secondo me, il Rovigo di questa era, perché
Proprio ieri sera sono andato a guardarmi un po' di dati e ho visto che su 71 campionati il Rovigo di Serie A, credo l'unica squadra che ne ha fatti tanti e consecutivi, è arrivato per 31 volte sul podio, quindi vuol dire una percentuale tra il 40 e il 45% di vittoria o comunque squadra che è in grado di vincere lo scudetto. Quindi questo vuol dire che una volta su 2,5 Rovigo è stata per 70 anni e non per gli ultimi 10, 15 o gli ultimi 20 come Calvisano, che ha una media impressionante di finali e di vittorie da 18-19 anni a questa parte, è stato a questo livello. Però sono molti di più i secondi e i terzi posti che le vittorie. In effetti questo tipo di cosa che dici c'è sempre stata, probabilmente perché l'ambiente di Rovigo è un ambiente un po' più pesante da sopportare rispetto a Calvisano, ad altri ambienti. Però è anche vero che ci sono state partite da dentro e fuori, negli anni 60 con le Fiamme Oro, se non mi ricordo male da quello che ho letto, no? 2 dei 3 scudetti si giocano all'ultima giornata con vittorie come fossero una finale. Lo scudetto del 76 a Brescia era stata una finale, la famosa finale. Sarà Brunello che è bravo a vincere i finali, non lo so, capite? Però quella dell'88 è la stessa cosa. Quindi probabilmente rispetto ad altre squadre a Rovigo è più difficile rendere negli ultimi minuti, no? E nelle partite che contano, però non direi che Rovigo non è in grado di farlo. Rispetto a questo Calvisano, parlano i fatti, come ho detto prima, sì, Calvisano per una serie di motivi. Prima si diceva che perché non avevamo la mischia, adesso la mischia ce l'abbiamo e non abbiamo i 3/4, no? Prima l'allenatore era un allenatore che non aveva mai vinto, Frati, adesso anche McDonald è un allenatore che non vince più, ha vinto solo una volta, no? Quindi alla fin fine probabilmente il Calvisano ha una serie di alchimie fra allenatore, squadra e giocatori che gli permette di vincere queste partite, e poi in qualche maniera nella sfida con noi ha sempre avuto la fortuna o la bravura anzi di giocarsela in casa, tranne quella volta. Diciamo che l'unica volta che secondo me il Rovigo non doveva perdere era la finale qua persa 11-10, ecco, 2015, ecco, 2015, però per il resto parla la storia, Calvisano veniva da Brunello, non ha mai perso in casa in 3 anni di campionato. Sì. E prima la sconfitta, quella di Guidi, è stata una sconfitta ininfluente in semifinale col Mogliano nel 2015, esatto, che però aveva già conquistato la qualificazione. Quindi andare a vincere in casa di questo Calvisano, per quello prima ti ho citato l'Aquila dai racconti dei vecchi, è veramente un'impresa per tutte le squadre, non solo per Rovigo. Rovigo ha avuto la sfortuna di incrociare nei momenti decisivi questa squadra nel suo stadio e i fatti parlano per questo. Facciamo una cosa, andiamo a rivedere gli highlights di questa gara 2 di semifinale fra Paterò Calvisano e FMCZ Rugby Rovigo Delta, poi rientriamo insieme per Rugby House. Entra in campo la FMCZ Rugby Rovigo Delta, gara 2 di semifinale fra Paterò Calvisano e i Bersaglieri di Rovigo. Che dire, è una semifinale ma è molto di più, è la finale, è uno spareggio per accedere all'ultimo momento al scudetto. Ma c'è da annoverare anche nel 2012 un'estromissione da parte del Calvisano su Rovigo all'ultimo secondo con calcio di Paul Griffin, grande stabilità, cedono i piloni e stavolta cede. Speriamo mantenga il suo standard anche oggi. Parte l'ovale, purtroppo esce di un non nulla. Tucumana, seconda stagione lui nella bresciana. L'ingaggio fra 2 pacchetti, l'introduzione di Alberto Chillon, cede a sinistra, c'è già un vantaggio per Rovigo. Vediamo se proviamo a giocarlo con Matteo Ferro che prova ad attaccare lui, incrocio con Giovanni Kirk, la meta di Giovanni Kirk, la meta di Giovanni Kirk. Leo Mantelli, dritti in mezzi pali, De Marchi ancora un'altra volta, Calvisano pericolosissimo, classico gioco del Calvisano mortale, un 2 contro 2, cerca di andare via Cioffi, pesta sulle gambe, ottima l'azione del centro parmense, classe 90, ancora Calvisano pericolosissimo, Pier Bruno,
Pierbruno, anche un'attenzione, Semenzato. Vediamo cosa dice l'arbitro del numero 13 Calvino. Palo. Ortiz l'ha presa, lo scarico. L'inserimento di Guido Barion che trova uno spazio. La flood per Giovanniker che ancora Matteo Ferro prova a allargare Rovigo, deve allargare Rovigo. Denis Majstorovic. La meta di Denis Majstorovic. Sulle mani. Parte Leo dalla piazzola. Purtroppo non c'entra i pali. Pronto la trasformazione, molto semplice per il destro tucumano che la mette. L'attenzione al tirato giù, gioca Novijo. Tenuto alto alla trasformazione. Il calcio sembra buono. Vediamo quale sarà la scelta. Samuele Ortiz, molto bene Chillona, dentro per Giovanniker che a fare male a difesa di Calvisano. C'è un bel avanzamento, ancora Rovigo, Leo Mantelli, Denis Majstorovic, si distende Rovigo. Grande offload per Massimo Cioffi che prova a trovare il pertugio giusto. Tuima Vave gli mette le mani. Rovigo che deve accelerare, cercare un cross kick per Guido Barion che ritorna su di sé e c'è la meta di Guido Barion. Terza meta Rovigo con Guido Barion. Parte lei dalla piazzola. Purtroppo non la mette, qui stanno pesando i punti di Mantelli al piede. Casiglio ancora, Novijo, cosa inventa? Chiesa va a puntare Modena, è bravo Francesco Modena, ha tirato l'inganno. Casiglio subito a mettere Fritz Antezza, le mani di De Marchi, calcio di punizione, assolutamente vero. La concentrazione del tucumano, la palla entra dalla base, il calcio su Jordan Davis. La presa di Davis, lo scarico per Cioffi, vediamo cosa decide di fare Cioffi, la muove per Guido Barion, vediamo Guido se prova a correre, alta per Denis Majstorovic, è buona la palla, non si toglie, calcio punizione fuori di Rovigo. La Mantelli la calcia, la mette dentro la Mantelli, la pressione. Assorbono, bravo Jacques Momba che andiamo a pulire subito questo punto di incontro. Non si può sbagliare una cosa del genere, Rovigo non la può sbagliare. Stanno preparando il drop. Novijo. Finisce il match all'ultimo secondo, Rovigo fuori dalla finale. Dopo aver visto le immagini della sconfitta all'ultimo secondo con il drop di Juan Novijo, è ovvio che insomma, il lunedì di Rovigo era un lunedì abbastanza bacchiato, abbastanza in bianco-nero, insomma un po' sottotono. Passano le ore, passano i giorni, insomma adesso si guarda avanti, si guarda al futuro, si guarda insomma quello che sarà di questa squadra. Non mancano ovviamente tutte le indiscrezioni, tutti i rumors, tutte le novità per quanto riguarda il mercato, le evoluzioni e quello che sarà la prossima stagione. Nicola, so che tu oggi insomma, volevi anche comunicare, dare delle comunicazioni e dire cosa accadrà nel futuro prossimo. Sì, come ho già anticipato a chi mi ha chiesto ieri quali fossero i movimenti del mercato, ho detto che 12 ragazzi lasceranno il Rugby Rovigo e 12 nuovi arriveranno. Quindi la rosa sarà anche il prossimo anno di 34 giocatori. Io ce l'ho qui in tasca. Tirala fuori. Ce l'ho qui. Io la rosa ce l'ho qui. Non diremo tutti quanti i giocatori perché alcuni dobbiamo all'occhio lungo creare un minimo di suspense. All'occhio lungo Ivan, un minimo di suspense. Però ecco, quello che voglio dire, quello che ho sottolineato già è che questa è una squadra che è stata formata, che è stata concordata, allestita già a partire da febbraio, ok? E quello che avevo chiesto al direttore sportivo e agli allenatori è che ci fosse la massima condivisione perché
dire non avrei tollerato mi pare un po' eccessivo, però sarebbe stato antipatico che, come è successo in passato, ci fosse qualcuno che avrebbe potuto lamentarsi che alcuni innesti non erano quelli che la società meritava, che la squadra meritava. Quindi per evitare queste incomprensioni ho chiesto appunto a queste tre figure di mettersi attorno a un tavolo, che era il mio tavolo, con la mia carbonara, e che argomentassero insieme per avere la migliore rosa possibile e per farla anche in tempi veloci, in maniera da poterci dedicare ad altre cose. E il lavoro è stato fatto in maniera che mi ha sorpreso, perché mi sono stupito che si potesse ragionare di giocatori in maniera analitica, okay? Parlando di numeri, di prestazioni, di GPS, okay? Di statistiche. Ecco, in passato, quando mi sono affiancato agli allenatori e sentivo parlare, no, dei nuovi innesti, si argomentava in termini diversi. Per me quest'anno è stata veramente una bella esperienza poter ascoltarli, okay? E vedere che prima di tutto i giocatori erano analizzati, ripeto, in maniera analitica, scientifica, con molta professionalità, e in funzione dei numeri si decideva in un senso o nell'altro. Senza dubbio la rosa del prossimo anno sarà una rosa giovane, dove avremo delle figure che arrivano e dalla nazionale Under 18 e dalla nazionale Under 20, e quindi dovremo senza dubbio puntare ancora di più sui nostri senior, perché devono fare squadra, devono far capire a questi ragazzi che arrivano l'importanza di vestire la maglia rosso-blu e devono essere dei maestri per questi giovani. Andiamo. Se vuoi passiamo all'elenco, devo stare bene attento. Rullo di tamburi, via che si va. Riccardo Brugnara ha rinnovato il contratto, Davide Vecchini è un nostro giovane, anche lui ha firmato, così come Jack Monberg, Cadorini, Nicolò D'Amico, Federico Pavesi e Nicola Pomaro, che torna da Colorno. Nibert Julien, il francese che arriva da Colorno, questo è già stato presentato, quindi lo possiamo dire. Matteo Canali è stato il primo ragazzo che ho conosciuto e che ha firmato. Thomas Parolo è il nostro giovane che abbiamo visto in campo anche durante la finale. Ci sarà un ritorno perché Gabriele Cicchinelli torna dalla Lazio a Rovigo e giocherà nel suo doppio ruolo, seconda e terza linea. Ecco, io spero che Andrea De Marchi faccia un altro anno di rugby Rovigo e poi magari penserà di andare al futuro. Penserà al futuro in altre vesti. Ok. Edoardo Lubian sarà con noi anche il prossimo anno, Elia Venco il prossimo anno, Mantovani Michele, che è un ragazzo giovane che verrà aggregato. Esatto, sì. Io ho saltato alcuni ragazzi dell'Under 18 che faranno la preparazione estiva e ho sbagliato, scusatemi, perché è giusto che li nominiamo. Lugato Stefano, che è un ragazzo del 2000, Jacopo Tellarini, ok, che anche questo dell'Under 18, Elia Roncon, e li diciamo tutti così non me li dimentico, Andrea Visentin e Luca Borin, ok? Questi ragazzi si affiancheranno alla squadra da luglio a settembre per fare la pre-season e mi auguro crescano e siano quanto prima aggregati alla prima squadra. Ero rimasto a Mantovani Michele, ok, salto questo che Umberto mi ha detto che non posso dirlo, Elia Roncon, l'ho già detto, Matteo Ferro, ok, quello lo sappiamo, che è uno dei nostri, Thor Alborsen l'abbiamo già ufficializzato, questo è stato l'unico che non siamo riusciti a trattenere. Il gossip. Sì, il gossip è uscito. Chillon Alberto, Loro, Mantelli, anche lui l'abbiamo già ufficializzato sul rinnovo di contratto, Van Niekerk, Francesco Modena, Denis Majstorovic, Cioffi, Odiete e Guido Barriot. Ne mancano altri due, ma
3, ma non li diciamo stasera. Non li diciamo stasera, per cui insomma 3. Ne ho detti 31 su 34. Esatto. Più Gli aggregati giovani, gli aggregati giovani. Che dobbiamo stimolarli e tenerli. Manca uno straniero. Fra i 3 non nominati. Esatto, manca uno straniero. gli innominabili. Fra i non nominati. Quello che nel mio elenco è Mr. X, perché non voglio che... Non sono nominati, scusa. Hai paura che qualcuno Mr. veda? X, esatto. Adesso faccio il giornalista, no, ma non li nominate perché devono ancora essere chiusi i contratti? No, perché per un discorso di gestione del... Adesso dobbiamo... Cioè, i pian contratti sono chiusi, questo che mi interessa sapere. Dopo i alcuni hanno già firmato, altri stiamo definendo alcuni particolari. Perfetto. Mancano dei dettagli. Mancano dettagli. Sul Mr. X è interessante secondo me. Mr. X dovrebbe essere un neozelandese o isolano, o tre quarti, centro, insomma una cosa di questo genere, il quarto straniero a quanto ho carpito io, insomma, come con Alvorsen o con altre cose. Nicola. E poi gli altri due invece non so. Quanto è difficile tenere segrete le cose qui? Impossibile, è impossibile. Ci si trovava a casa mia proprio perché qui ovviamente i nuovi uffici non garantiscono una certa privacy perché sono un open space e quindi diciamo che quello che si dice viene ascoltato da qualsiasi figura entri nell'ufficio. Non dico che ci siano delle spie all'interno dei nostri collaboratori, non mi permetterei mai, però proprio per serenità nostra ci si trovava o nel mio ufficio o a casa mia a cena o dopo cena, proprio per affrontare le cose in maniera contenuta. Di questo si riaggancia a quello che dicevi prima, no? In piazze come Calvisano, Padova, questo non succede, o meglio, interessa gli addetti ai lavori e la cosa non trapela, tranne quando non si vuole che trapeli. Invece a Rovigo c'è questa attesa, questa curiosità, e ti dirò la verità, rispetto ad anni passati è anche diminuita, insomma, non c'era la corsa, solo Rovigo e anche Treviso ha questa caratteristica per quanto riguarda la stampa, così. E questo da una parte mette in difficoltà e quindi poi la conseguenza che si diceva, no? Qui è più difficile rendere perché c'è questo tipo di interesse e di pressione, dall'altra però è quella benzina che poi si rivendica sempre, l'unicità, no? Della città in mischia, del pubblico, dell'interesse. Tra l'altro finita la finale sono andato da Cavalieri a salutarlo, la semifinale sono andato da Cavalieri a salutarlo, non vi dico quello che insomma gli ho detto, e mi fa, sai una cosa Andrea? Io non so se, scusami, se Alberto può avvicinarsi, ma questo era la materia delle argomentazioni di Umberto e di Joe. Statistiche, diagrammi, ok? Guardate. Loro sanno per ogni singolo nostro giocatore i metri percorsi, le posizioni del campo impegnate, placcaggi. Ecco, tornando però a quello che hai detto prima, mi sembra di capire dalle tue dichiarazioni che questa stagione non ci sarà più Wipo, l'ha portato McDonald, no, Davis l'ha portato Bettarello, cioè, guarda, quindi la responsabilità di una scelta giusta o sbagliata di mercato, se sarà stata fatta una scelta giusta o sbagliata, sarà una scelta condivisa da tutti. Assolutamente, guarda, io ieri ho passato credo un'oretta sulla golf card di Joe, perché effettivamente era piuttosto scornato e abbiamo parlato. E lui era assolutamente soddisfatto di come è stata allestita la rosa e dei giocatori che si sono aggregati per il prossimo anno. E lo stesso Umberto. Okay? Non ci sono state imposizioni di ordine politico, non ci sono state imposizioni di nessuna sorta, anzi c'è stata veramente una collaborazione e una... hanno discusso veramente come se dovessero fare degli investimenti in borsa, capisci? Prendiamo un'azienda, valutiamo quello che ha fatto negli anni, vediamo quanto è cresciuta, ok, è un investimento da fare, mettiamoci i soldi. Ecco, è stata veramente una cosa che mi ha arricchito, mi ha fatto fare un'esperienza assolutamente nuova. Io prima restavo 2 passi indietro quando si parlava dell'aspetto sportivo, ok? Mi sono sempre più occupato della parte amministrativa, marketing, gestione, coordinamento delle figure che lavorano in Rugby Rovigo. Quest'anno da presidente ne sono stato coinvolto
svolto, e, ripeto, facendone il cuoco, ok? Non sono mai intervenuto in nessuna maniera, no, assolutamente, non è la mia materia, l'ho sempre detto, io mi limitavo a cucinare, ecco. Ivan, ti vedevo interessato mentre Nicola parlava di questa coesione, di questa gestione. Più che altro volevo sottolineare un altro dato nuovo del mercato di quest'anno, che sarà quello che per la prima volta dal 2011, da quando abbiamo perso quella finale col Petrarca e si disse che poi avremmo dovuto gradualmente ridurre il budget, in realtà per i primi anni non si è ridotto niente, anzi forse mi ricordo dei budget anche di 2 milioni di euro, no? Poi piano piano si è ridotto, ma mi sembra che quest'anno, così a spanne, perché i conti li sento magari con una chiacchierata col Presidente o altre cose, Rovigo dovrebbe avere un budget intorno al 1,5 milioni, dopo 100 più o meno, ecco, che è il budget che sempre nella chiacchierata con Gavazzi di sabato sera e di domenica sera mi diceva che ha il Calvisano, insomma, e che è il budget che probabilmente avrà anche il Petrarca, più o meno, forse ne avrà un po' di meno. Comunque ecco, la sfida quest'anno, oltre che essere che con i giocatori giovani di farli crescere, quelli che sono già qui maturare, no, eccetera eccetera, sa quella di vedere se il Rovigo, che è sempre stato abituato a fare con qualcosa di più degli altri, riuscirà ad essere competitivo anche con un budget che è sempre un budget di tutto rispetto per l'eccellenza rispetto ad altri, ma che per noi è un budget più basso, ecco. Tra l'altro mi leggo questa cosa, Ivan, perché noi abbiamo parlato di aspetti sportivi legati alla semifinale e alla mancata finale 2018, però da un punto di vista societario, insomma, non andare in finale vuol dire anche perdere un paio... Non andare in finale significa non incassare 100.000 euro, punto. Quindi questo era un altro dato importante da mettere sul piatto. È un altro dato che si innesta su questa situazione, perché comunque riguarderà la prossima riguarda questa stagione, ma avrà una ricaduta anche sulla prossima. Io vorrei puntualizzare un attimo quanto ha detto Ivan. Per la rosa prima squadra, Calvisano e Rovigo spendono la stessa cifra. Poi il budget, okay, della società è diverso, ma l'investimento per la prima squadra, credetemi, fonti ufficiali mi dicono essere assolutamente uguale al nostro. Noi abbiamo qui uno stadio che è molto dispendioso, okay, da gestire, da manutenzionare, da riscaldare. Okay. Probabilmente loro, avendo uno stadio più moderno del nostro, con impiantistiche più moderne e anche un impianto più contenuto rispetto a quello che abbiamo noi, possono permettersi di risparmiare, okay, nella gestione dello stadio, proprio dei posti. Ma per quanto riguarda l'investimento prima rosa, ecco, vorrei puntualizzare che è una falsa credenza quella che la Rebi Rovigo investa più di tutti quanti gli altri. Calvisano è molto allineato alle nostre spese. Quindi la differenza è proprio la voce di bilancio che parla di costi? Sono altri costi che non sono quelli della rosa. A naso come ti sembra questa rosa, questi nuovi acquisti? Sai, non sono in grado di darti un giudizio, cioè secondo me la perdita di un uomo come Parker in mischia, sia nelle ultime partite e sia per la prossima stagione, si sentirà, perché per me Parker insieme a Momberg era veramente il perno della mischia, sia come peso sia come leadership. Non conosco questo francese che viene da Colorno, e il fatto che venga da Colorno depone del fatto che non deve essere un fuoriclasse, ma che magari per il livello dell'eccellenza italiana può essere un ottimo giocatore, no? Come sì, tanti altri, e anche come stazza fisica e come, insomma, caratteristiche sembra quella seconda linea boa, trattore, non so come la vogliamo chiamare, che ancora il pacchetto di mischia e che è quello che serve a una mischia. E poi secondo me bisognerà vedere se riusciamo a far crescere i giovani come magari crescono da altre parti, e se i nostri giovani esperti come Mantelli e altri, insomma, riescono a fare l'ulteriore salto di qualità. Ad esempio qua noi abbiamo un Cadorini che era un predestinato, un giocatore che sembrava dovesse
arrivare a grandi traguardi, ma è 2 anni che di fatto è parcheggiato dietro a Momberg, cioè quindi la competitività della squadra dipenderà molto anche da queste alchimie, dosaggi. Ci saranno 4 partite in più nella stagione regolare il prossimo anno, probabilmente con degli avversari non di primissimo livello, quindi il turnover, far crescere questi ragazzi, secondo me è fondamentale, perché poi vedi ad esempio quest'anno il Petrarca, l'Amaro, Cannone, questi giocatori, quando è stato il momento giusto, miscelandosi con i nostrani conforti che sono come i nostri Lubiam e Ferro, hanno fatto fare la differenza, ecco. Quindi lì dovranno essere gli allenatori bravi fra minutaggi, motivazione, idee tattiche, tecniche di utilizzo a fare crescere in maniera armonica questa rosa. Dopo te lo dimostra Calvisano, l'anno in cui hai i Minozzi o dei giocatori fuori classe riesci anche a produrre un gioco come è stato quello dell'anno scorso e a vincere la finale di 40 punti. L'anno in cui non li hai, magari vinci di un punto con Rovigo, ma se comunque hai una realtà buona sei sempre competitivo, e questa sarà la scommessa di Rovigo l'anno prossimo. Rapidamente, un pronostico sulla finale, o magari, non dico per chi tifate che è brutto, ma chi vi piacerebbe vincesse? Io non ho problemi a dirti che tifo Petrarca, perché Calvisano riesco a odiarlo sportivamente più del Petrarca in questa fase storica. E da un punto di vista del pronostico credo che Petrarca, se il Petrarca visto negli ultimi tempi, è favorito sia per il fattore campo che per quello che ha mostrato, però un Calvisano come quello che ci ha eliminato e che magari recupera uno dei 2 centri se ci riesce, è la squadra che può metterlo più in difficoltà, forse più ancora del Rovigo stesso, con il quale il derby si sa che è una partita che non ha mai pronostico, però ecco, Petrarca favorito, ma con Calvisano che è l'avversaria peggiore che gli potesse capitare, a mio avviso. Nicola? Io faccio un caro in bocca al lupo a Enrico Tofano, che è un caro amico, ma nella stessa misura faccio un caro in bocca al lupo a Brunello, che è, non dimentichiamolo, un nostro tecnico di formazione aerodigina, e dobbiamo andare orgogliosi dei nostri professionisti e dei nostri grandi sportivi, e lui lo è. Quindi vinca il migliore per Nicola. Vinca il migliore, assolutamente. Di certo la stagione sportiva della prima squadra, non dell'Under 18, che ha battuto la SR Milano in casa domenica scorsa, quasi contemporaneamente alla prima squadra, non si conclude qui, perché il 2-3 giugno c'è un grande appuntamento, un nuovo progetto legato alla FMCZ Rugby Rovigo Delta che si chiama Rovigo Rugby Festival. C'è un appuntamento da non mancare per tutti gli appassionati, forse avete già sentito parlare, sarà un 7 internazionale con l'Italia, l'Inghilterra, la Svezia, la Spagna, Benetton, Rugby Rovigo, i Dogi, insomma tanti atleti sia dall'Under 14, 16, 18 sia nella categoria Pro, ci saranno altri contenuti come Clinics, Village, ma c'è un appuntamento che abbiamo voluto dedicare ai tifosi. Essendo noi la città in mischia, volevamo dare la possibilità a tutti gli appassionati, a tutti i tifosi, a tutti coloro che magari non hanno mai provato questo momento così caratteristico del gioco del rugby, a fare una mischia, ma non una mischia qualsiasi. Vogliamo battere il Guinness dei primati con la mischia più grande del mondo. 2-3 giugno va in scena la prima edizione di Rovigo Rugby Festival, un weekend di sport, spettacolo, divertimento da vivere allo stadio Mario Battaglini. Rovigo Rugby Festival è Rovigo Sevens, torneo internazionale con 36 squadre in cui spicca la presenza dell'Italia, Inghilterra, Spagna, Svezia, Benetton, Doji, Rugby Rovigo Delta. Rovigo Rugby Festival è clinics, intrattenimento, musica, esposizioni fotografiche, proiezioni di documentari e imperdibili party serali. Rovigo Rugby Festival è il momento in cui i tifosi diventano protagonisti, con il premio speciale ai supporters più pittoreschi e con la mischia più grande del mondo, valido per entrare nel Guinness World Record. Rovigo Rugby Festival è l'evento dell'estate ovale italiana, il 2-3 giugno a Rovigo. Quindi 2-3 giugno Rovigo Rugby Festival a Rovigo, allo stadio Mario Battaglini, 1000 contenuti da condividere e vivere assieme. C'è il momento anche per i tifosi, perché ovviamente la gente a casa sapeva che oggi c'era con noi in studio il presidente Nicolazzi, per cui Alvise ci chiede:
Buongiorno signor Presidente, anche se ancora ascoltato la sconfitta con il Calvisano, le sue parole mi sembrano molto sensate, quella praticamente dei giornali dei giorni scorsi. Mi piacerebbe inoltre che lei invitasse i tifosi a segnalare ditte che potessero diventare sponsor, anche piccoli, Petrarca Docet. Io nel mio piccolo sto cercando di farlo, segnalando ditte da contattare. Grazie e sempre Forza Rovigo. I nostri uffici sono sempre aperti ad Alvise e a chiunque voglia affiancarsi a Rugby Rovigo per dare visibilità al proprio marchio e alla propria società, alla propria azienda. Quindi grazie Alvise porta qui più gente possibile. Ecco, poi c'è una domanda di Eugenio Pavesi, il papà di Federico, ha fatto un post lunghissimo che vorrei un po' riassumere e dice questo rugby, soprattutto per i giovani, il percorso dei giovani di crescita, l'eccellenza, il Pro 14, sta andando nella direzione giusta? E poi io qui vorrei anche un po' fartene un'altra, insomma, volendo anche un po' sentire un po' di aggiornamenti, so che vi incontrerete a breve con gli altri presidenti, cosa bolle in pentola, Nicola? Oddio, se la direzione è quella giusta non lo so, senza dubbio noi stiamo lavorando perché si vada... Perché il rugby, scusate, il Rugby Rovigo è un po' una deformazione, perché il rugby in generale cresca e penso che la collaborazione con i club polesani, la collaborazione con i club dell'eccellenza, venerdì abbiamo una prossima riunione a Firenze, ecco, si è capito che non possiamo più ognuno coltivare il proprio orto, ma bisogna fare squadra anche tra presidenti. Quindi io sorrido un po' quando mi chiedono ma perché non fate i club dell'eccellenza. Il club c'è già, nel momento in cui i presidenti si trovano e argomentano allo stesso tavolo, lo stiamo facendo, stiamo già facendo la Lega, non occorre incaricare altri che si preoccupino al posto nostro di portare avanti quanto di meglio si deve portare avanti andando a pungolare la federazione perché abbia maggiori attenzioni all'eccellenza, ovviamente. Se questa è la direzione giusta io me lo auguro, mi auguro che per i giovani che vogliono fare carriera e quindi andare in franchigia l'eccellenza sia la migliore accademia. Ecco, Ivan, secondo te brevemente? So che questo... No, io sono, sapete il mio pensiero, io questo modello l'ho non osteggiato perché non mi compete osteggiare nulla, ma ho detto 8 anni fa quando questo modello entrò nel rugby italiano, l'ha detto il mio giornale, non solo io, anche il mio collega Antonio Oliviero, era un modello che non ci avrebbe portato a fare il salto di qualità e sono passati 8 anni, magari se ci riuscirà nel giro ben felici, però credo ci sia la prova provata che non era il modello giusto per lo sviluppo del rugby italiano. Ci siamo, cerchiamo di limitare i danni, la collaborazione che dice il Presidente Asti è fondamentale, anche sul nostro giornale ha parlato di legame rinsaldato con Treviso, di giocatori che andranno a fare gli allenamenti, i permit, so che c'è nella discussione dei presidenti di eccellenza anche un'idea di permit al contrario e quindi sono tutte cose che a questo punto vanno esplorate, fatte per cercare di compensare quello che è stato perso in questi anni che è molto e non è solo come dicono quelli invece fautori di questo modello ma non c'erano più i soldi perché i club come Calvisano potesse avere 4 milioni di euro di budget, però insomma ci poteva essere un'altra strada per tenere alto di più il livello di club del rugby italiano che è quello che volenti o nolenti ci ha portato fino al 6 Nazioni e anche un pezzo dopo. Ecco, per quanto riguarda poi gli appuntamenti diciamo delle prossime settimane, abbiamo parlato di Rovigo Rugby Festival, in realtà la settimana precedente, il weekend del 25 e 26 maggio, ci sarà un bellissimo evento legato al rugby paralimpico, il rugby in carrozzine, i Dogi che affronteranno una selezione francese con giocatori del Tolone, Montpellier, insomma un appuntamento che va oltre l'aspetto sportivo, c'è grande interesse in città e non solo per questo 11° test match dei Dogi paralimpici e noi ne abbiamo parlato con Claudio da Ponte. Diciamo che è una grandissima opportunità quella di riuscire a portare questo tipo di disciplina qui a Rovigo, che come tutti sanno, non devo dirlo io, che è una città proprio dedicata al rugby da sempre.
Forse non ha mai visto il rugby in carrozzine, il rugby paralimpico. Questa è una disciplina che è iniziata ancora negli anni 76 da alcuni atleti canadesi, i quali si sono appunto preoccupati di trovarsi uno sport per se stessi, perché erano in pratica, se mi passate il termine, i più sfigati tra gli sfigati, nel senso che avevano delle lesioni con della diciamo, compromissione funzionale degli arti che erano così gravi che non gli permettevano di fare certe discipline, tipo il basket in carrozzina. Viene definita come rugby perché in effetti ha tanto del rugby. In pratica questi ragazzi che si muovono su delle carrozzine, chiaramente, che sono molto particolari, e diciamo, sono atleti che hanno delle lesioni di più grave compromissione, ovvero la maggior parte di loro diciamo, hanno subito delle lesioni, delle lesioni del midollo spinale relativamente alto, per cui hanno una compromissione anche degli arti superiori. In più in questa diciamo, categoria, questa disciplina, sono ammessi giocatori che sono magari poliamputati, quindi hanno disponibilità di solo un arto o un arto e mezzo. Hanno anche accesso a questa disciplina alcune patologie molto, molto rare che quindi compromettono, anche su base genetica, e quindi compromettono la funzionalità di tutto il corpo. È consentito il contatto. Chiaramente, come nel rugby normale, non puoi dare, diciamo, non puoi offendere l'avversario con un colpo che non sia consentito. È molto permesso l'urto, per esempio. Ci sono delle figure del rugby tipo, definiamolo quasi un maul, dove con la palla tu cerchi di entrare in meta, non riesci perché sei stretto e bloccato dagli avversari, i tuoi compagni da dietro possono spingerti, quindi ecco che arrivi a meta così. Poi ci sono tantissime altre cose, similitudini con il rugby, che sono molto molto belle. Allora, l'evento che portiamo qui a Rovigo è un duplice evento, ovvero c'è il venerdì 25, grazie anche all'interessamento dell'ufficio scolastico di Rovigo, portiamo un evento formativo proprio al liceo Paleocapa, che è qui relativamente vicino a questa sede, dove coinvolgeremo gli studenti, promuoveremo proprio la disciplina, faremo capire di cosa si tratta e soprattutto faremo vedere cioè come uno sport come questo può essere un grande riscatto sociale, ovvero serve come mezzo importante di inclusione nella società. Come tutti gli sport, ma questo in particolare perché ha appunto delle componenti, dei valori tradizionali del rugby e di tutto quello che può essere utile in questo senso. Il giorno dopo, il giorno 26 sabato, a partire dalle 11, avremo questo 11° test match ufficiale tra la rappresentativa, tra la selezione dei doji in carrozzina e una selezione francese composta principalmente dal Tolone, alcuni del Montpellier e un paio di giocatori del Tolosa. Per i doji in carrozzina si tratta dell'11° test match ufficiale e finora 10 partite e 10 vittorie. Non dico niente perché per noi sarebbe un grandissimo onore ripercorrere quello che i doji cosiddetti normodotati, quelli con le gambe, hanno fatto tra gli anni 70 e 90, quindi è una tradizione che diciamo, continuiamo a portare avanti aggiungendo questo valore in più. L'evento è promosso e organizzato dal Padova Rugby Onlus, diciamo la rappresentativa dei doji, come i veri doji storici, prende diciamo, da giocatori che provengono da varie province del Veneto, del Triveneto. C'è l'Unione Rugby Doji e la Tiki for Sport di Fontana Fredda, e del tutto inserito, grazie anzi per questa opportunità che ci viene data, all'interno del Rovigo Rugby Festival. Con una lacrimuccia, ultima parte di Rugby Hour, siamo giunti veramente al termine della nostra esperienza per questa stagione 2017-2018. Volevo ringraziare Ivan, ovviamente, per le tue presenze, per il supporto nella trasmissione. Grazie mille Ivan. Grazie a voi e buttiamo alle spalle la tristezza e partiamo per il 72esimo campionato. E vai. Nicola? Grazie Andrea, grazie Alberto che mi avete invitato in trasmissione
E colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi che hanno sostenuto la società durante tutto l'anno, gli sponsor, ma devo e voglio ringraziare i giocatori, perché io domenica non me la sono sentita di affrontare nessuno e me ne sono tornato a casa. Questo mi spiace molto, perché i ragazzi meritavano forse che ci stessi insieme la sera, ma ero veramente psicologicamente molto affranto. Quindi un grande grazie ai giocatori, perché in campo hanno dato veramente tutto quello che era a loro disposizione, e che continuino così, perché la Rugby Rovigo ha bisogno di questo. Ecco, per cui siamo giunti veramente alla fine di questo percorso di Rugby House. Anch'io personalmente voglio ringraziare Telestudio per il supporto tecnico che ci ha fornito anche in questa travagliata stagione. Un ringraziamento lo facciamo anche a nome mio, Alberto Gambato, lo faccio ovviamente a tutti i giornalisti che hanno dato i loro contributi dai vari campi nel corso di questo campionato d'eccellenza. La speranza è quella di vederci l'anno prossimo, ovviamente l'anno prossimo magari parleremo anche di finale e chissà di cos'altro. Buona estate a tutti, sempre Forza Rovigo, ci vediamo presto.